del Dipartimento della Direzione Prevenzione e Sicurezza Alimentare, il dottor Mario Saia, signore qui a destra, è medico, direttore del governo clinico assistente. Il dottor Roberto Tognolo, direttore di Azienda Zero, e il dottor Francesco Benazzi, direttore dell'US2. Io ho finito, nel senso che ho finito la parte della lettura e adesso vengo. Allora, io penso che questo sia un passaggio importante della nostra amministrazione. Ci si arriva a questo passaggio ovviamente con un percorso da parte mia anche discutibile, se volete, no? Ne ho parlato con voi a dicembre, ricordo che era un collegamento, io ero in collegamento da Marghera e abbiamo parlato di questi temi. Ho dato un aggiornamento, fra l'altro eravamo ancora nella fase acuta di quella vicenda della terza ondata, terza, quarta ondata, terza barra quarta, definitela come volete. Però volentieri oggi riprenderei il ragionamento e siccome poi questa sarà una pietra miliare, no? Perché l'audizione su un tema come questo, con un preludio che ha avuto, che sicuramente ha creato molta attenzione e ha sicuramente creato molto dibattito, è giusto che io lo faccia in maniera pulita, senza avere discorsi scritti, tanto i numeri me li ricordo tutti e ve lo faccio dal primo giorno. Dovete avere un attimo di pazienza, cercherò di tirare veloce sulle parti più note e cercherò di approfondire alcuni aspetti. Dopodiché ci saranno i dirigenti che in maniera contingentata vi daranno uno spaccato, ma penso che di temi ce ne siano molti, no? Gli asintomatici già precompilati, piuttosto che i tamponi che funzionano o non funzionano, gli studi che ci sono o non ci sono, piuttosto che altri temi dove la zona gialla che non diventa rossa, le scelte discrezionali, le scelte non discrezionali, cosa dicevano le norme. Ecco, io penso che il Consiglio deve essere ridotto, messo nelle condizioni di sapere fino in fondo la versione ufficiale, che per noi è la versione ufficiale, dopodiché ognuno di voi dirà quello che vuole, quello che pensa di dire, cosciente del fatto che però non ci sarà più l'alibi di dire che non ha avuto la versione ufficiale dei tecnici. Allora, io vorrei ricordare che la dottoressa Russo è la personale materiale è colei che ha scritto il piano pandemico. Noi ne facciamo tanti di piani pandemici. Beh, questo è un momento nel quale si parla spesso di piano pandemico, no? Non ho mai visto nessuno di voi che si è preoccupato di censurare quello che è accaduto in OMS rispetto alla regione del Veneto. E ha preparato il piano del West Nile, ha preparato il piano della SARS, ha preparato il piano dell'aviaria, della H1N1 e ha preparato anche il piano di quello che noi oggi conosciamo tutti come Covid, allora lo chiamavamo coronavirus. Perché ve lo dico? Perché i piani pandemici che si preparano sono dei warning internazionali e poi stai lì a pensare arrivano o non arrivano. Sono come le esercitazioni, no? La protezione civile ne fa tante di esercitazioni, ma non è che pensiamo che arrivi il cataclisma, il terremoto o quant'altro. È andata bene, di lusso fino ad ora,
Diciamolo fino in fondo, mai avremmo pensato, guardate, se andate a prendervi la briga di leggere le cronache dei giornali dei primi giorni del Covid, mai avremmo pensato di ritrovarci dopo 15 mesi a parlare ancora di Covid. Abbiamo presentato il nostro piano, pensate, il 31 gennaio, in una conferenza ufficiale, riunendo tutti, stabilendo già chi faceva, chi avrebbe dovuto fare cosa e come, quando e perché, se il virus fosse arrivato. Eravamo il 31 gennaio 2020. Mai lo si dice questo. Mi permetto anche di dire che l'aggiornamento del piano pandemico, quello famoso delle discussioni dell'OMS 2007-2009 con l'aggiornamento 2013, l'unica regione che l'ha aggiornato siamo noi. Abbiamo fatto questa riunione nella quale si stabilivano tutte le regole. Ve ne dico una banale per tutti. Potrà anche dare... Prego? Ma c'è sempre qualcuno che ne sa meno di lei, E lo faccio nel rispetto anche delle persone che hanno diritto di sapere tutta la storia. E parleremo anche di novembre, ottobre, dicembre, gennaio, febbraio. Chiaro? Capisco che l'insofferenza a volte è congenita, però mi avete chiamato qui per parlare di piano. Come io starò qui ad ascoltare voi, non da insofferente. Allora dicevo, perché è giusto sapere queste cose, per capire cosa è accaduto, mi permetto di dire. Se no non ha senso che mi venite a udire. Ve la raccontate, ve la suonate come volete. È fondamentale ricordare che questa riunione peraltro prevedeva che la task force che si sarebbe dovuta riunire nel momento in cui ci fosse stato il primo contagiato era la task force di quella provincia, di quella ULSS. Farò veloce. Parte tutta l'operazione. Il 3 febbraio è un'altra data che molti diranno, ma cosa tira fuori il 3 febbraio? Sì, il 3 febbraio, sottoscritto disse, varrebbe la pena di valutare, finito il carnevale cinese, di fare in modo che i bimbi, non i cinesi, i bimbi, ma non cinesi, i ragazzi che rientrano a scuola di ritorno dalla Cina, abbiano un isolamento fiduciario tale. Oggi nessuno si preoccupa del fatto che noi abbiamo isolato quasi 50.000 ragazzi in quarantena fiduciaria per i contagi delle scuole. Però allora apriti cielo, Zaia è razzista, Zaia fa tutte queste robe. Insomma, alla fine abbiamo avuto ragione anche lì. Il 21 febbraio arriva il virus. Sì, ma neanche la comunità scientifica ha difeso questa posizione. Chi oggi tanto si sbraccia a dire che sbagliamo tutto, il 3 febbraio molti si sono guardati bene di darci ragione. Arriva il virus, arriva il 21 febbraio, alle 4 del pomeriggio ci avvisano, si riunisce la task force in quel di Padova e lì inizia il percorso, lì inizia l'incubo, lì inizia la fase delle scelte, lì inizia la necessità di decidere cose che mai avremmo pensato di decidere, che non erano scritte nere su bianco. Inizia anche un percorso nel quale comunque avevi una stanza buia e nella quale dovevi cercare di trovare l'interruttore per accendere la luce di questa stanza. Quella sera della riunione, ormai lo sapete perché l'ho detto 1 miliardo di volte, ma c'è ancora qualcuno che non l'ha capito nei meandri della stupidità umana. Quella sera io ho deciso, contro il parere del tavolo che si era riunito, di praticare i 3.500 tamponi a vo'. Perché contro il parere del tavolo? Perché giustamente la dottoressa Russo mi disse, ma scusi, l'OMS non dice di fare i tamponi a tutti gli asintomatici, ma di farli solo coloro che hanno sintomi. E quali erano quelli con i sintomi? Il signor Trevisan, che purtroppo quella notte morì, il suo compaesano che morì il giorno dopo. E sapete cosa è nato? Ne è nato che quella sera si decise di fare i tamponi a tutti, di mettere le tende della protezione civile fuori dagli ospedali e di provvedere subito a svuotare l'ospedale di Schiavonia. L'esito quale fu? Fu l'esito che quei tamponi riscontrarono la bellezza di 88 o 83 positivi asintomatici che noi andammo a isolare nelle loro abitazioni e che poi nei 10 giorni di isolamento, erano una decina allora, 10 giorni, in una decina di giorni, 10-15 giorni, si negativizzarono. Perché vi dico questo? Vi dico questo perché quelle furono le prime fasi delle decisioni. Furono le fasi nelle quali il sottoscritto dovette decidere di chiudere le scuole, di chiudere le chiese, i teatri, di chiudere il carnevale che era in corso. Tanti dicono no, gli esperti, no, quelli che sanno sempre tutto.
Tanti dicono, ma io so come si fa. Qualcuno ancora oggi non riesce a spiegare per quale motivo il virus è entrato nella stessa giornata a Codogno e in Veneto e quindi nei nostri territori, e noi con le piazze piene, col Carnevale di Venezia, che abbiamo sospeso il lunedì perché poi il martedì non si è più fatta la chiusura, non abbiamo avuto gli esiti degli altri territori. E così parte il virus con il Vo, ma da Vo poi alla fine abbiamo Dolo, abbiamo Venezia, si diffonde nel Trevisano, nel Padovano Limena, il primo paziente in età pediatrica e tutta quell'evoluzione che c'è stata. Ma sapete qual è stato il dibattito dopo la chiusura e dopo l'istituzione della zona rossa di Vo, che firmai assieme al ministro Speranza? E furono una decina di giorni di grande dibattito sui media, nei quali si diceva sostanzialmente che stavamo sbagliando tutto, che spettacolarizzavamo un'infezione che banalmente, come se n'era arrivata, la frase più bella che ho sentito, è una sindrome simil-influenzale. Non serve fare i drammatici. Mi ricordo che quando il collega Fontana indossò la mascherina, apriti cielo, sta diffondendo ansia e terrorismo, gli scienziati, la mascherina non serve. Vabbè, al di là di questo. Da lì è iniziato il nostro percorso e faccio veloce, consigliere Camani. Da lì inizia il nostro percorso perché non avevamo la diagnostica. Parliamo di diagnostica. Allora, la diagnostica rapida era rappresentata, ma è arrivata già alla volta di marzo, non prima. I cinesi cominciano a diffondere sui mercati la prima diagnostica rapida, era il famoso test sierologico, che detta proprio in maniera on the road era il pungidito, cioè ti pungevi il dito, prelevavi la goccia di sangue, c'era una saponetta per la reazione, la cui attendibilità, vabbè, non è sicuramente quella di un test molecolare. Dall'altro noi iniziamo la fase di diagnostica vera, no? Che è l'unica che abbiamo, che è la PCR, che sono i test molecolari, che sono i tamponi. Pensate, io mai avrei pensato di avere oggi una contabilità di quasi 10 milioni di tamponi fatti tra molecolari e test rapidi. E lì si iniziò. Vi do solo un dato. Noi abbiamo il 20 marzo abbiamo 2150 o 170 tamponi molecolari realizzati. La punta massima dei tamponi molecolari realizzati nella storia del Covid è stata a dicembre a 27.000 su 72.000 tamponi di quel giorno. Abbiamo potenziato sicuramente la rete. Considerate che noi abbiamo un laboratorio di riferimento, il laboratorio del professor Crisanti, prima del professor Palù, dell'Università di Padova, che è il laboratorio di riferimento. Sono 1500 metri quadri di laboratorio, sono comunque il più grande laboratorio italiano, e poi 13 microbiologie, il dottor Rassu è il coordinatore, che sono le microbiologie del Veneto. E onestamente, cari signori, come non conoscevo il professor Crisanti, che ho conosciuto dopo, non conoscevo neanche loro, neanche i 14-13 primari, perché mai uno. Quanti virologi conoscevate voi? Conoscevate Bassetti, conoscevate Galli, conoscevate altri immunologi, infettiviologi o altro? No, perché poi alla fine il Covid ci ha portato una conoscenza di un mondo che prima non si conosceva. Allora, noi abbiamo avuto la prima fase che abbiamo gestito con un lockdown che è iniziato l'8 di marzo, è finito il 4 di maggio, una fase nella quale il lockdown era vero, cioè ci siamo chiusi in casa, con uno spirito anche diverso perché avevamo paura di morire. Inutile che facciamo finta di essere degli eroi. A marzo c'era la paura di morire. Siamo arrivati alla punta, nonostante il lockdown, di un'infezione insomma che ha pesato non poco. 31 marzo 2400 ricoverati, punta più alta. 1 aprile, punta più alta dei ricoveri in terapia intensiva, 346 ricoverati in terapia intensiva. Una roba da fuori di testa. Considerate che mediamente le terapie intensive del Veneto avevano più o meno 250, fa la grande, 300 ricoverati. Noi ci siamo ritrovati in una dotazione di 464 terapie intensive in origine per ospitare solo di Covid 346. Quindi la vera ansia, se voi ricordate Bergamo, ricordate Codogno, è stata quella di prendere in carico i pazienti. Quante volte avete sentito dire il dibattito, ma il Veneto ha la medicina territoriale che funziona?
che nasceva come giustificazione o lettura indiretta per dire da altre parti è andata peggio perché loro avevano un altro modello organizzativo. Può essere, io penso anche che la sfortuna delle ondate di Covid non sia mai misurabile, perché vi dico che nei giorni nei quali Codogno era in ginocchio noi facevamo il carnevale. Cioè, vorrei ricordarvelo questo. Inizia l'evoluzione, compriamo la prima macchina suggerita dal professor Crisanti, questo sì è merito suo, per fare i tamponi. Poi sono altre macchine che abbiamo comprato per Verona e per altro, abbiamo cercato pian piano di costruire tutto quello che è la rete della diagnostica, no? Ma guardate che non abbiamo inventato nulla di nuovo, tutto il mondo ha fatto così. Io quando leggo che sembra che ci sia un modello particolare in Veneto, sì, modello particolare in Veneto, perché io l'assessore, i tecnici, 15 mesi che siamo sulla tomba, questo è il modello particolare del Veneto. Perché guardate che il virus arriva, entra, non entra, e poi vediamo anche cosa è accaduto successivamente. Investiamo nelle assunzioni. Allora, le mascherine in quella fase non c'erano, entriamo in lockdown, siamo senza mascherine, non ci sono i dispositivi. Trovo un imprenditore illuminato, che è Fabio Franceschi di Grafica Veneta, che ce ne regala quasi 15 milioni. Risultato? Sono venuti in AS. Sono venuti in AS. Se non lo sapete ve lo dico io. Ma sapete perché? Perché in una conferenza stampa il presidente della regione, secondo la denuncia, li ha chiamati dispositivi, termine improprio. Perché doveva dire, non mi ricordo più, protezione di comunità, insomma c'è un termine nell'articolo 16 del DPCM che è stato fatto allora. Ci siamo andati da fare a trovare le mascherine. Voglio ricordarvi che questa regione, cioè il dottor Toniolo, gli scatoloni voti non li ha mai pagati. Le aziende che hanno bidonato il Lazio da altre parti, da noi sono venute a fare la proposta, se ne sono tornate a casa, noi non abbiamo avuto nessun guaio sotto questo punto di vista. E penso che le spese del Covid, parliamo anche di numeri, superano abbondantemente ormai 700 milioni di euro. Se non l'avete ben focalizzato cosa è accaduto. E abbiamo dovuto recuperare mascherine, abbiamo dovuto comprare i respiratori, tutti i fenomeni a parlare dei respiratori, addirittura qualcuno diceva, l'ho detto anche ieri, che noi avevamo ridotto le terapie intensive. Ma noi guardate, abbiamo cercato di far di tutto, abbiamo comprato respiratori, siamo stati anche in Svizzera a comprare i respiratori, era proibito, lo si può dire? Era proibito. E siamo riusciti ad avere anche una commessa dalla Svizzera, ufficiale, pagata, tutto, cioè potete chiedere tutte le carte che volete, 50 respiratori, perché prima viene la vita dei veneti. La proibizione non era una proibizione di legge, era quella, direi, un po' più in là del gentleman agreement, di dire che c'era un ente che comprava per tutti e poi distribuiva, ma se non mi arriva i respiratori siamo andati a comprarceli. Come siamo riusciti a portare le mascherine? E avevamo l'ansia delle case di riposo, che poi l'assessore Lazzarini me lo dice, di doverle chiudere, ma voi avete mai pensato cosa significhi mettersi là a tavolino e dire, giustamente i nostri tecnici dicono, chiudiamo tutte le case di riposo? È una roba da ridere, no? Chiudiamo tutte le case di riposo. Non sapevamo nulla. Quindi siamo cresciuti seguendo la diagnostica e poi sono arrivati ovviamente in questa fase di lockdown, importante perché, ripeto, sono più di 2 mesi di lockdown, marzo, aprile e maggio. Sono arrivate poi ulteriori forniture, ci siamo andati a regime con quello che riguarda i dispositivi di protezione, siamo andati a regime per quel che riguarda molte attività, come siamo andati anche a regime. Voi sapete quanti dipendenti abbiamo assunto col Covid? E c'è ancora qualche lazzarone in giro, non sto parlando di voi, di nessuno di voi. C'è ancora qualche lazzarone che va in giro a dire che non assumiamo. 5.068 dipendenti. 1939 medici, 1902 infermieri, 782 OS. 5.068 dipendenti assunti per il Covid. Cioè vuol dire che il 10% del nostro patrimonio del personale è stato incrementato del 10%, cioè abbiamo assunto il 10% in più. Poi non vi parlo delle aperture, ovviamente compaiono verso aprile, penso. Noi, ecco, forse abbiamo avuto una colpa, di questo me ne rendo conto, di esserci preoccupati ad essere i primi ad avere il pungidito.
Poi quante ne ho sentite, ne ho lette contro il pungidito, ma noi siamo stati i primi quantomeno a fare un minimo di diagnosi. Che poi il pungidito, vorrei ricordare, non ha il test serologico, non è che sostituiva i tamponi molecolari, ma arrivava dove finivano i tamponi molecolari, perché se tu ne fai 2150 al giorno e hai un popolo che si ammala, cioè cosa fai? Sbatti la testa contro il muro e preghi? No, mi sembra che non sia questa l'unica soluzione, bisogna darsi da fare. Siamo stati i primi a parlare dei tamponi rapidi, ma non è che siamo stati i primi perché dovevamo far così, perché il mondo intero corre più di noi. Il mondo intero, quando noi approvavamo ufficialmente i tamponi rapidi di prima generazione, stava già pensando alla terza generazione. Oggi il mondo intero pensa all'immunofluorescenza, pensa a tutta una serie di, poi ve lo dirà il dottor Rasso, di nuove tecnologie che stiamo acquistando, perché la diagnostica, l'abbiamo capito tutti, funziona così. Siamo stati i primi a sostenere la partita dei vaccini, siamo stati anche i primi a sostenere che potessimo avere anche l'opportunità di comprarceli i vaccini. Vi evito le aperture, vi evito tutto. Siamo arrivati all'estate e abbiamo avuto la seconda ondata. Il virus della prima ondata non c'è più, sparisce. C'è la mutazione della prima ondata. Sapete ormai tutti voi, meglio di me, come funziona. Cioè il virus replica in continuazione. Cioè vuol dire che quando entra nell'ospite, lui comunque cambia. Cioè, fate il conto di vedere, presente la roulette quando vedete sempre i numeri, scusate, le macchinette elettroniche, si vedono nei film, no? Che sono combinazioni continue, no? Quelle immagini che vediamo nei film, no? Di queste serie di numeri che cambiano in continuazione, no? Funziona così, però mantiene delle parti fisse. E queste parti fisse sono quelle sulle quali noi puntiamo sulla diagnostica in maniera tale da andare a identificarlo. Arriviamo in estate, abbiamo una seconda ondata che non ci ha riempito gli ospedali, finiamole di dire queste puttanate, perché se volete i dati giorno per giorno, mese per mese, settimana per settimana, ve li diciamo, è peraltro un'ondata, una mutazione particolare, forse dando ragione a quei virologi che dicono, virologi autentici e esperti, che hanno montagne di pubblicazioni a livello internazionale, che dicono attenzione, le alte temperature e l'incidenza degli agenti ultravioletti pesa moltissimo sull'attenuazione dell'infezione. Arriviamo alla seconda ondata, una marea di asintomatici. Il caso eclatante della caserma Serena di Treviso, che si fa 353 ospiti, scoprono per caso che una persona è positiva perché uno di questi signori doveva essere sottoposto a un intervento chirurgico, fanno il tampone d'ufficio e si accorgono che è positivo. Fanno i tamponi in caserma, tutti sono positivi, ma nessuno sintomatico e si sono negativizzati da sintomatici. Così altri centri, pensate in Macelli, abbiamo avuto il fenomeno di Macelli che è iniziato da Amburgo, è sceso lungo l'Europa e poi ha toccato anche noi. Inspiegabile, i macelli sono uno degli elementi. È tanto vero che con la professoressa Tacconelli, che a me subito quando ci fu l'esempio della Germania, dice cerchiamo di studiare i macelli perché è strana sta storia che solo nei macelli ci sia sta diffusione particolare. Finiamo l'estate, evito sempre per far veloce, l'estate la passiamo sostanzialmente gestendo l'infezione, perché l'8 maggio avevamo iniziato a riaprire, abbiamo fatto le linee guida che abbiamo fatto anche in queste ore per le spiagge, per tutto, insomma l'estate si gestisce con molta fase di diagnostica, di test. I test rapidi scendono in campo e ci aiutano negli aeroporti, ci aiutano nei testing degli alberghi, insomma in tutte quelle. Vi ricordate la Sardegna che propose a inizio estate, in Sardegna si entra solo con il tampone, parlo dell'altra estate che il collega Solinas propose questo. Chiudiamo l'estate, si riparte a settembre, la curva timidamente inizia a muoversi e si muove sempre di più. Noi nel frattempo cosa è cambiato? Anche qui cambia la modalità di classificazione della regione, perché passiamo da modalità che è quella lockdown sì, lockdown no, quindi collettiva. Il Ministero, secondo me, ovviamente con proposta del CTS nazionale e dell'Istituto Superiore di Sanità, propone una nuova modalità che, se la guardate bene, ci permette oggi di dire che siamo l'unico paese che non ha fatto lockdown in Europa. La Germania ne sta uscendo dopo 4 mesi, la Gran Bretagna comincia a dire libera la circolazione ai vaccinati o ai guariti, il Portogallo si è fatto lockdown, la Spagna non ne parliamo di quanti problemi ha avuto. Noi con questa modalità siamo riusciti, scelta fra l'altro condivisa con tutti i governatori, di stabilire la zona a zone.
famoso giallo, cioè bianco, giallo, arancione e rosso. Però è timida, no? Cioè è timida, parte in embrione, parte con dei parametri fissi che sono l'R con T e poi altri parametri, poi ve lo dirà la dottoressa Russo. Noi abbiamo questa fase, abbiamo una fase che è stata massacrante per il Veneto, nel senso che il Veneto subisce gran parte della mortalità in questo periodo, una fase che abbiamo vissuto con pathos, con preoccupazione. Nel frattempo però avevamo aumentato le terapie intensive, perché poi, come vi dirà l'ingegner Paolo Fattori e anche il dottor Rosi, terapie intensive da quelle 464 che avevamo di base aumentano a 825 e poi crescono. Ci sono proprio dei decreti legge e dei DPCM che stabiliscono appunto la misura per aumentarle, sia le terapie intensive che le terapie subintensive. Anche qui, adesso detta proprio in soldoni, chi è che aveva mai sentito parlare delle subintensive? Io non avevo mai sentito parlare del CPAP, dei diffusori, dei caschi, dei volumi di ossigeno, quello sì avevo sentito parlare. Quindi conosciamo anche un nuovo mondo, ma questi sono aspetti molto tecnici. L'infezione di ottobre, novembre, dicembre, intanto arriva un culmine che è il 31 dicembre, sembra quasi strano, no? 31 marzo, vi ho detto 31 dicembre, 3.400 ricoverati e 446 persone in terapia intensiva. C'è già un primo dato anomalo. Il ricovero, il rapporto ricoverati terapia intensiva a dicembre varia. Nella prima fase abbiamo un rapporto di 8-1, cioè vuol dire 8 in area non critica, 1 in terapia intensiva, poi si passa da 5,5. Cioè vuol dire che, infatti se lo vedete, a marzo avevamo 2.400 ricoverati, 346 terapie intensive, a dicembre sostanzialmente 446 terapie intensive, ma 3.400 ricoverati, cioè 1.000 ricoverati in più. Cioè capiamo che l'incidenza dei ricoveri, ho invertito i numeri prima, scusatemi, 5,5 prima e 8 dopo, perdonatemi, l'incidenza dei ricoveri pesa molto di più, cioè abbiamo più, diciamo, peso sanitario sull'area non critica. Facciamo sequenziare, dopo ve ne parlerà la dottoressa Ricci, facciamo la sequenziazione. L'unica realtà in Veneto che sequenzia è l'Istituto Zooprofilattico. Sequenza vuol dire vedere la carta d'identità del virus, cioè nome, cognome, indirizzo, insomma capire chi hai davanti. La dottoressa Ricci scopre il 24 dicembre, dopo tutta una serie, ma non è un aneddoto, alle ore 23:59, c'è ancora il messaggio, me lo metto via per ricordo, alle 23:59 mi scrive e mi dice: guardi, abbiamo sequenziato la variante inglese, però abbiamo 8 mutazioni e dice sostanzialmente 5 sono assolutamente, adesso ricordo, poi mi correggerà, 5 sono nel database nazionale, abbiamo l'inglese e 2 sono tipicamente venete. Bisognerebbe capirne qualcosa di più. Nel frattempo noi abbiamo sicuramente attivato la zona gialla rafforzata, abbiamo seguito tutte le direttive dell'Istituto Superiore di Sanità, la dottoressa Russo ha anche scritto all'Istituto Superiore se dovevamo affrontare altri temi, ma dopo di questo ve ne parlerei nello specifico, e abbiamo ovviamente avuto le difficoltà della gestione di un'ondata come questa, un'ondata anche inspiegabile, perché poi se pensate ci sono state delle regioni, allora il nord è tipicamente colpito dal coronavirus, questo ormai l'abbiamo capito, il nord è un territorio nel quale il coronavirus passa come il vento, no? Passa, spazza, torna indietro, ripassa. Tanto è vero che prima di noi l'infezione colpisce la Lombardia, colpisce l'Emilia-Romagna, dopodiché, scusatemi, fa Piemonte, siamo in autunno, fa Piemonte, Lombardia e Piemonte, Liguria, arriva da noi, scusatemi, Emilia-Romagna, perdonatemi, nella successione, arriva da noi Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia. Si polarizza nel nord-est del paese, coinvolgendo anche la Carinzia e la Slovenia. Spiegarle questa roba è impossibile. Noi abbiamo contezza di questo, crea ovviamente un ciclo di mortalità che ha colpito duramente il Veneto, ma ha colpito anche altre regioni. Fra l'altro sulla mortalità vi ricordo che il Veneto, per l'incidenza dei morti in totale
su 10.000, su 100.000, scusate, su 10.000 abitanti, è l'8ª regione in Italia anche in questo momento. Ma se vedete le altre regioni, sono tutte regioni del nord, cioè quelle che vengono prima di noi sono tutte le regioni del nord, a iniziare dalla Val d'Aosta che è ancora rossa, per passare ovviamente a Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia. C'è tutto uno studio fra l'altro sulla mortalità di Covid. In quella fase noi abbiamo utilizzato una marea di tamponi, ma una marea di tamponi, utilizzando dapprima ovviamente quello che era la diagnostica della PCR, no? Molecolare, che attenzione anche qui, a me piacerebbe che poi il dottor Rasso vi spiegasse, c'è letteratura da vendere e da svendere sul fatto che nessun metodo diagnostico è garantito al 100%. La PCR ha i suoi limiti come tutte le altre diagnostiche, ma non stiamo qui contestando la PCR. PCR, come si dice in scienza, è il gold standard, no? È la diagnosi. Però i tamponi rapidi, che poi fra l'altro nel frattempo vengono anche autorizzati e consegnati gratuitamente, cioè i tamponi che abbiamo utilizzato, gran parte ci venivano consegnati gratuitamente dalla struttura commissariale, giustamente, e anche i medici di base per la diagnostica, sono stati assolutamente l'occasione per arrivare all'ultimo lembo. Mi spiego, nella giornata in cui tu fai 72.000 tamponi, sai che hai una punta massima di stressando la macchina, ma stressandola che la macchina non vive più a 25.000-27.000 tamponi molecolari, capisci che tutto l'altro strascico raggiunge positivi che mai avremmo trovato, perché l'alternativa è, uno potrebbe dire, il molecolare funziona bene, ok, il tampone rapido ha, diciamo, meno sensibilità, ok? A parte il fatto che c'è letteratura, guardate, lo diceva il professor Brusaferro 10 giorni fa, diceva, gli hanno fatto una domanda, ho visto la registrazione, e gli hanno chiesto, ma gli studi sul Covid? Ha detto, guardate, gli studi sul Covid è chiaro, hanno addirittura aperto una piattaforma, che è quella che qualcuno vende come l'idea che ha pubblicato qualcosa, la piattaforma dove tutti riversano gli studi. Sono quasi 100.000 gli studi sul Covid, fatti fino ad ora, che vanno dal tampone rapido, che ne ha decine se non centinaia, all'invermectina, che è il vermifugo per i cavalli o che date anche i cani, dove qualcuno sostiene che ha un'azione anche questa nelle prime fasi dell'infezione piuttosto utile per la cura del Covid, o che so, l'idrossiclorochina che ormai padroneggia sugli studi, l'uso del cortisone o altri, il remdesivir e altro ancora. Per dire che allora in questa fase noi abbiamo utilizzato i tamponi, allora uno può dire non funzionano bene, i tamponi sono dati per lo screening. È una questione che io ho visto discutere tra i nostri tecnici, no? Uno dice vabbè, ma tu lo screening lo fai, non lo devi fare nel caso di riposo. Ma in una condizione come quella, le circolari ministeriali e le circolari in generale, anche le indicazioni OMS e il CDC, parlano chiaro, nel senso che nel momento in cui tu non riesci a garantire la pronta risposta, devi comunque aumentare la frequenza del testing. Ma questo è un aspetto che vi verrà spiegato bene dopo. Alla luce di tutto questo, noi ne veniamo fuori ovviamente con le ossa rotte da questa vicenda, con la grande preoccupazione di non mandare in tilt il sistema sanitario. Diciamo oggi a bocce ferme che ancora l'obiettivo che ci eravamo preposti è quello di non lasciare nessuno a terra, è stato raggiunto, perché comunque grazie al lavoro immane dei nostri sanitari e tutti coloro che hanno lavorato, comunque siamo riusciti a prendere in carico tutti. Ricordo che non ci sono altre regioni che possono vantarsi di questo, dopo vi faccio anche degli esempi. Ma è altrettanto vero che noi veniamo fuori da questa fase. Il 1° gennaio inizia, stranamente, anche qui stranamente, se voi guardate la curva ad esempio dell'uso dei tamponi rapidi, che noi abbiamo continuato a utilizzare, vedete ad esempio che noi verso metà dicembre abbiamo il crollo dei contagi e noi continuiamo a utilizzare i tamponi rapidi. La curva scende stranamente dai primi di gennaio e ha fatto un paio di mesi di discesa totale per poi riprendere con la terza, quarta fase, che è quella che conoscete, che è quella in corso. Cosa accade nel frattempo? Accade che, guardate, il problema dello studio, quando noi abbiamo visto, ad esempio, il tema dello studio del professor Crisanti, io penso che non sia un problema, anzi sia un fatto di valore, no? Se una persona scopre qualcosa, lo mette a contributo, c'è un comitato tecnico scientifico
Peraltro il professore è membro dal primo giorno del comitato tecnico scientifico e non è mai uscito e nessuno mai l'ha mandato via, vorrei anche ricordare. E si fanno delle discussioni, dopo il dottor Saia vi dirà quante discussioni sono state fatte, quanti pareri sono stati scritti, chi li ha scritti e chi si è sempre rifiutato di farli i pareri. Allora tu dici, il problema non è che tu mi dica che questa acqua è inquinata, ma facciamo qualcosa per avere l'acqua buona e comunque facciamo in modo, ed è esattamente il mandato politico che noi abbiamo dato ai dirigenti, di verificare fino in fondo perché il minimo rischio si sospende tutto. Dopodiché loro vi diranno, lo dirà la dottoressa Ricci dopo e anche il dottor Flor, vi diranno quali sono state le risultanze o quali sono i ragionamenti da fare assieme alla dottoressa Russo. Cioè il tampone rapido, il problema non è lo studio o gli studi, che è lo studio di riferimento dei tamponi rapidi. Chi lo volesse ve lo giro, sono riusciti a trovarlo, che è lo studio, diciamo, quello di riferimento, quello fatto proprio all'inizio con campioni paurosi, cioè migliaia di persone, cioè è lo studio sul quale tutti fanno riferimento nel mondo scientifico. È quello studio famoso, no, che permetteva a qualche birichino di dire ah, ma hanno un'attendibilità del 70%, del 60%, del 50%. Sì, ma nello studio c'è scritto sopra le 33 amplificazioni. Vuol dire che stai cercando una rondella, non l'auto. Vuol dire che stai cercando pezzi di RNA, di virus, non il virus. Voi sapete che questa è stata una battaglia che ad esempio noi come Veneti abbiamo sollevato dal punto di vista scientifico, e qui va dato merito al dottor Rigoli e poi assieme a tutti i colleghi nel dire guardate che noi continuiamo a cercare positivi che non sono di fatto positivi. Oggi è assodato a livello internazionale, sopra un tot numero di amplificazioni significa che non è più virus infettante ma sono pezzi di RNA di quel virus. Ma queste non sono robe che comprendono, vi dico le robe che c'è le cose che io sento discutere. Noi non apriamo le scuole, anche qui una bella polemica sulle scuole, no? Zaia, troglodita, di tutto mi sono sentito dire, come se noi ci divertissimo a non aprire le scuole. È una sconfitta non aprire una scuola, no? Non apriamo le scuole a gennaio, le procrastiniamo di un mese. Nel procrastinarle di un mese, il ragionamento che io ho fatto, questo è un ragionamento che abbiamo fatto assieme, decidendo assieme ai tecnici, abbiamo sfruttato la finestra, abbiamo detto se è vero, perché tutta la letteratura scientifica dice che il luogo della scuola è un luogo dove comunque il contagio si diffonde, fra l'altro intacca una fascia di età che non ha effetti sanitari gravi, ma rischia di diventare involontariamente un vettore, no? Da una famiglia all'altra la portano magari i ragazzi. Avendo isolato 49.000, se non ricordo male, ragazzi in tutti questi mesi, sono 49.000? Ho detto 78.000 ragazzi messi in quanti positivi? 6.700 positivi, capite che poveri, volenti o nolenti, inconsciamente, se nessuno gli dice che sono positivi, vanno dal nonno, dallo zio, dal fratello e da quello che sarà e rischiano di infettare qualcuno che non può infettarsi. Peraltro vorrei ricordare anche una cosa, nelle case di riposo a dicembre, giustamente la dottoressa Russo col piano di sanità pubblica prevede anche l'aumento della frequenza dei tamponi da 4 giorni per gli operatori e ogni 20 giorni per gli ospiti, partendo dal presupposto che se gli ospiti non vanno al bar, non vanno in discoteca, non vanno a fare assembramenti in piazza, non prendono lo spritz, gli unici elementi di rischio sono quelli che entrano fino a prova contraria, no? Noi arriviamo, sospendiamo l'apertura delle scuole, apriamo, diciamo, approfittiamo del periodo finestra, approfittiamo di avvicinarci il più possibile alla bella stagione e un po' la storia ci ha dato ragione, perché altre regioni, quelle soprattutto che hanno aperto prima, penso alla Toscana, penso all'Emilia Romagna, penso anche a altri colleghi, non è un fatto di politica, è un fatto di scelta, puoi aver fortuna oppure no, cioè magari andava peggio a noi, come è andata peggio a dicembre, comunque si sono beccate una terza ondata pesante. Noi ad esempio la terza ondata non è stata così pesante come nelle altre regioni. Voglio ricordarvi che l'Umbria è stata sotto acqua in apnea per settimane. Voglio ricordarvi che noi abbiamo prestato respiratori alle Marche. Voglio ricordarvi che l'Emilia Romagna ha chiesto ospitalità nelle terapie intensive. Voglio ricordare insomma che è stata una terza ondata non banale. Noi l'abbiamo vissuta quando uno si scotta con l'acqua calda, poi la fredda non gli fa più effetto. Noi l'abbiamo vissuta, diciamo, un po' più sportivamente, fra virgolette, perché avevamo il ricordo di quello che è stata un'autentica ondata di dicembre. Ma la terza ondata c'è stata in Italia. I 500 morti al giorno li abbiamo avuti, e ce li abbiamo, purtroppo, ed è un'ondata che in alcune regioni sta ancora pesando tanto. Noi non ne siamo usciti,
abbiamo avuto un calo, se voi vedete, se qualcuno avesse il grafico su carta, ce l'avete, no? Della curva di terapia intensiva, vedete il crollo della terza ondata in Veneto. Però ancora non siamo fuori, 400, 500, 900 diciamo positivi al giorno comunque vengono trovati. Quindi bisogna non calare l'attenzione. Nel frattempo si sta preparando la campagna vaccinale, e vado a chiudere, una campagna vaccinale sulla quale abbiamo investito in maniera importante, una campagna vaccinale che ci permette di dire che oggi noi siamo assolutamente i primi a livello nazionale per numero di vaccinati su 100.000 abitanti. In moltissime giornate, se non in quasi tutte, siamo i primi a livello nazionale. Abbiamo già vaccinato per oltre 1.600.000 prime dosi. Se continuerà così, saremo nelle condizioni di dire che sicuramente prima dell'estate avremo vaccinato anche i cinquantenni. Non nego che probabilmente anticiperemo di molto i cinquantenni, lo dicevo anche ieri, ma vedendo un po' che i 60-69 anni hanno dilatato le loro prenotazioni da qui al 19 maggio, per evitare che ci restino buchi strada facendo, probabilmente anticipiamo. Sui vaccini, guardate, i vaccini che ci stanno arrivando, tranne qualche, come si può dire, omaggio non programmato che ci arriva magari questa settimana, sono arrivati 100.000 Pfizer in più, sono esattamente tabellari. Noi abbiamo in mano questa tabella da dicembre, vorrei anche dire, ma lo dico, non sto difendendo la mia parte politica, difendo chi ha fatto un buon lavoro. Cioè, vorrei ricordare che noi governatori abbiamo in mano una tabella che ci dà le forniture per 200 milioni di dosi fino a dicembre 2021. Il cambio di passo è che ci arrivano i vaccini, che erano esattamente quelli che ci avevano promesso, e io spero che si incrementi ancora di più, perché non è che stiamo vaccinando di più perché è cambiato qualcosa, vacciniamo di più perché ci mandano più vaccini. Noi i nostri 60 centri vaccinali ce li abbiamo e penso che sia fondamentale ringraziare anche 1.300 persone che abbiamo schierato nei centri vaccinali, che poi per noi è una fase di preoccupazione. Perché se avessimo dovuto avere un'ondata stile dicembre o stile marzo del 2020 e con i sanitari impiegati nella sanità per curare i cittadini, dall'altro avremmo anche avuto la difficoltà di gestire i centri vaccinali per le vaccinazioni. I vaccini funzionano. È crollata l'accesso in ospedale, ad esempio, degli over 80, che ormai abbiamo vaccinato il 96%, crolla quella dei settantenni che ormai sono vaccinati all'oltre l'80%. Pensate che, ricordava il dottor Rosi, ad aprile sono entrati 8 ultra ottantenni, cioè cose mai viste. Quindi la vaccinazione sta veramente funzionando. Abbiamo ovviamente preoccupazione per quello che saranno le prossime vaccinazioni, perché se ci pensate, e immagino che questo ragionamento lo avete fatto anche voi, scesi sotto i 60 anni, AstraZeneca non serve più a nessuno. Quindi noi dal conto delle dosi dobbiamo capire che un pezzo, arrivi o non arrivi, a noi non ce ne frega niente. Perché fatte le seconde dosi che faremo nel mese di maggio e giugno, poi noi passati ai 50-59 andiamo di Pfizer o di Moderna. Non è vero che si può utilizzare, o meglio è vero che si può utilizzare, ma anche è vero che è raccomandato sopra i 60 anni. Quindi la Regione del Veneto, anche qui come informazione, ha fatto una scelta di imporlo sopra i 60 anni, anche per togliere l'imbarazzo ai medici che si trovano davanti alla necessità di certificare delle anamnesi, che poi sono dei documenti ufficiali che li espongono. Quindi i medici nostri sanno che sopra i 60 anni c'è la totale copertura, e anche se magari su qualche vaccino si dice fortemente raccomandato. Cosa vuol dire? Vuol dire che per noi veneti si va avanti con questo sistema, il grande spartiacque dei 60 anni. Non è stato facile con i vaccini, perché noi abbiamo avuto AstraZeneca under 55, under 65, over 60. Cioè mettetevi nei panni della programmazione. Ci siamo ritrovati molte volte in mezzo al guado non sapendo da che parte andare. Però devo dire che la macchina ha risposto bene e i risultati si vedono. Siamo i primi a livello nazionale per l'utilizzo di monoclonali. Guarda che i monoclonali non sono una fantasia, come ha detto qualcuno, che servono per le multinazionali. C'è la professoressa Tacconelli dell'Università di Padova,
che il centro di riferimento, fra l'altro l'Organizzazione Mondiale della Sanità per lo studio europeo dei monoclonali, sì, scusate, di Verona, grazie, la professoressa Taconelli dell'Università di Verona, ha dimostrato che su, non so, 400 somministrazioni giù di lì, noi non abbiamo avuto neanche un decesso. Ma siamo anche qui stati i primi a muoversi. Io ricordo quando vidi la cura di Trump e in TV, anzi vidi un articolo di Bloomberg, e chiamai subito, chiesi il contatto con l'amministratore delegato di Eli Lilly, che fu il primo a produrre il famoso monoclonale, e da lì si iniziò a spingere, perché guardate che a livello nazionale non è che ci sentivano tanto sui monoclonali. Oggi i monoclonali rappresentano una nuova frontiera, una frontiera interessante, dove nelle prime fasi della malattia, penso, mi perdonerà il consigliere Lorenzoni, se il consigliere Lorenzoni nella fase in cui si è contagiato avesse avuto i monoclonali, se la risolveva con infusione in ospedale. E chiunque qui in quei giorni, agosto, settembre, cioè in quel periodo non c'erano i monoclonali, se no veramente era risolta velocemente. Ma non sto enfatizzando il ruolo dei monoclonali, dico l'evidenza scientifica ci dice che nei primi 2 o 3 giorni di sintomi, raffreddore e quant'altro, la somministrazione porta fuori con ottimi risultati, addirittura c'è una letteratura scientifica che parla del 95% dell'efficacia sul paziente trattato, che non è poco. Considerate che noi in questa fase trattiamo pazienti complicati, con comorbidità, che non possono assolutamente peggiorare, perché altrimenti sono grandi asmatici, cardiopatici, obesi, diabetici e altro. Quindi li trattiamo, e i dati che ci dà la professoressa Taconelli sono straordinari. Io penso che adesso l'evoluzione, ve lo dico, l'evoluzione sarà quella di passare dall'infusione all'intramuscolo. Nel momento in cui passiamo all'iniezione intramuscolare, capite che la medicina del territorio avrà più padronanza su questo fronte. In generale dico che, e chiudo, io sono a disposizione poi per le domande che vorrete fare. Adesso parleranno i tecnici. Duri quel che duri, il consiglio, sono anch'io convinto che insomma devo anche spezzare una lancia e dire che abbiate la possibilità di dire nei tempi previsti del consiglio, dalle sedute di aula, diciamo, no? Di parlare. A me spiace una cosa, ve lo dico proprio umanamente, mi spiace che in questa avventura, o meglio in questa disavventura del Covid, in quello che è accaduto, no? Perché io l'ho sempre definito un incubo, lo è stato da un punto di vista sociale, cioè 11.000 e più morti, e abbiamo ricoverato oltre 20.000 persone guarite, abbiamo oltre 400.000 contagiati intercettati di 9 milioni di tamponi, le tragedie familiari, tutto quello che è accaduto. Io ero convinto che ci potesse essere una no-fly zone, però devo prendere atto che fin dal primo giorno sono stato criticato per la quarantena dei ragazzi, siamo stati criticati per il pungidito che non serve a niente, siamo stati criticati per i tamponi, siamo stati criticati per tutto quello che abbiamo fatto, cioè non c'è nulla che abbia funzionato. A me spiace, ma non mi spiace personalmente, mi spiace per loro che hanno sempre lavorato assieme a tutti i nostri clinici, mi spiace perché il Veneto, come si può dire, è una mosca bianca, no? Cioè, abbiamo cercato di buttare il cuore oltre l'ostacolo. Non c'erano le istruzioni per l'uso, non c'erano le istruzioni per l'uso. Ci hanno sbagliato gli scienziati, ma noi non siamo perfetti, eh? Io non vengo qua né a giustificarmi e né a farmi processare, ma vengo qua a dirvi com'è stata sta storia. Guardate, noi ci mettiamo la faccia tutti i giorni e non ci mettiamo solo quella parte del corpo, perché prendiamo decisioni. Sono decisioni codificate, sono decisioni comunque che sono sancite dalla legge, perché i miei tecnici sanno che la mia parola d'ordine è sempre una, gliela potrei far dire a tutti che è legalità, ma comunque vanno prese le decisioni. A me quelli che giocano la schedina il lunedì mattina mi fanno sorridere. Non è facile gestire questa tragedia, mai avrei pensato da amministratore a trovarmi davanti a questa tragedia. Non sto facendo il patetico, neanche la vittima. Vi sto dicendo lo stato d'animo che ho coltivato in questi mesi. Siamo tutti pagati, voi quanto me, dai veneti per fare il nostro mestiere, giusto? Voi quanto me. Io dico, se siete così convinti, dopo questo consiglio regionale, ripeto, dove io resterò qui, che ci sia qualcosa di illegale, qualcosa che comunque che è stato gestito in maniera maldestra, che ravveda
responsabilità personali, individuali, del sottoscritto, dell'assessore, di qualche tecnico. Metteteci a faccia una volta, andate in procura e fate una denuncia. Almeno chiariremo una volta per tutte la verità. Noi non abbiamo nulla da nascondere e non ci sentiamo neanche nella condizione di essere trattati come dei lazzaroni o di poco di buono, perché quando noi parliamo la gente ci guarda e ci giudica e dietro ad ognuno di noi ci sono famiglie, ci sono responsabilità personali e c'è anche qualche mente malata in giro. Quindi io resto a disposizione, adesso cedo, non so se funziona così, insomma, e io vi ringrazio, so che per qualcuno è stata noiosa la mia esposizione, la prossima volta non invitatemi, e siamo assolutamente a disposizione, quindi segnatevi le domande, sentite i tecnici, però veramente vi chiedo, ascoltate i tecnici. Noi veniamo qui col cuore in mano. Se siete prevenuti, finisce che stasera ci mandiamo a quel paese, voi vi fate le vostre storie, vi ho detto cosa dovete fare, noi ci facciamo ovviamente, continueremo a amministrare perché noi abbiamo questa incombenza di dover amministrare, purtroppo questa fase non felice per il Veneto. Dall'altro fuori ci sono veneti che soffrono per la salute, sono veneti che soffrono per l'economia e soffrono anche psicologicamente per quello che è accaduto. Spero che ne usciamo. Se volete la mia visione, non c'ho la sfera della verità, sono altri che quelli che contattate che hanno la sfera della verità. La mia visione è quella che noi, se riusciamo a mettere in sicurezza tutti gli over 60, i maschi sopra i 65 anni e le donne sopra i 75, abbiamo messo in sicurezza il 90% del problema con i vaccini. Dopodiché abbiamo protocolli di cura che, signori, a marzo non avevamo. Cioè, ma vi rendete conto che a marzo sono morti meno pensionati con il lockdown, ok, senza mascherine, senza diagnostica, senza diciamo tutta la conoscenza che abbiamo adesso, e siamo arrivati a dicembre, sono morti più nonni con le mascherine, con la diagnostica, con i protocolli di cura e anche ormai con molti nuovi farmaci che prima non avevamo. A me non viene da sorridere, sono 7.000 persone morte. Questo è quello che dico. Quindi alcuni processi sono inspiegabili e non potrò mai accettare, per la difesa della mia reputazione e quella della mia squadra, che qualcuno accosti l'incuria, la mancanza di rispetto per le persone o altro alle mortalità. Perché vi posso garantire, ho già iniziato con qualche persona che ho denunciato e porterò fino al giorno che avrò vita, fino all'ultimo giudizio, perché accetto tutto, accetto le critiche, accetto tutto, ma non esiste che questo venticello dell'accostamento malizioso, morti, incuria, con me non funziona. Quindi, chiuso il consiglio, andate in procura e abbiate le palle di fare una denuncia. Ringrazio il Presidente Luca Zaia. Io mi scuso con l'assessore, dobbiamo sospendere per una questione di sicurezza per sanificare i locali esattamente per 10 minuti, quindi alle 14:33. Dichiaro chiusa la seduta. Sospesa.